Il Movimento 5 Stelle di Castelfranco Veneto si schiera con Sebastiano Sartoretto in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Lo annuncia ufficialmente Cristian Bernardi, portavoce dei pentastellati. Ci sono bastati, tra virgolette, 5 anni di opposizione per capire che con la Lega è impossibile comunicare. Abbiamo ritenuto doveroso fare questo accordo perché Sartoretto lo riteniamo una persona molto più preparata e capace e con un programma molto più simile al nostro. Non abbiamo chiesto assessorati, non abbiamo chiesto niente. Sartoretto ha sottoscritto una formale promessa di portare avanti, se eletto, proposte e istanze dei 5 Stelle. Quindi anche se non ci saremo seduti in Consiglio, comunque abbiamo una garanzia di poter portare le nostre idee, il nostro contributo all'interno del Consiglio Comunale. Sull'altro fronte, a sostegno del candidato del centrodestra Stefano Marcon, a Castelfranco è arrivato nel pomeriggio il leader nazionale della Lega Matteo Salvini. Appuntamento nel cuore della città, Piazza Giorgione. Il secondo tempo è domenica prossima e cancelliamo dalla testa il fatto che siamo in vantaggio di 20 punti. Cancelliamo il fatto che abbiamo quasi doppiato il Partito Democratico, non partiamo da 47 a 25, partiamo da 0-0. È una partita secca, con un sindaco e una squadra che hanno già dimostrato quello che sono in grado di fare, infatti rispetto a 5 anni fa hanno aumentato e di tanto i loro voti, però 0-0, perché si sa che la sinistra poi è brava a trovare i voti anche dove non ci sono. Se solo i castellani che hanno votato Marcon e Lega settimana scorsa tornano a votare, la partita è chiusa.